La tua macchina prende fuoco, io sono andata fuori dalla terrazza a vista e scoppiava, era tutta anche l'altra piena di fuoco. Non c'è più coscienza, non c'è più rispetto, non c'è più niente a sto mondo. L'incendio nella notte sconvolge e fa paura ai residenti di Saletto di Breda di Piave. Le fiamme, di probabile origine dolosa, si sono sprigionate alle 2 di notte ed in pochi istanti hanno distrutto 2 automobili, una Fiat Punto e una Station Wagon, posteggiate di fronte all'ufficio postale. L'elevata temperatura sprigionata dall'incendio ha fatto scoppiare la vetrata della filiale, che resterà chiusa per almeno 3 giorni. Distrutto il condizionatore, praticamente liquefatte le luci esterne. Danni anche alla palazzina vicina, dove abitano i proprietari delle auto divorate dalle fiamme. La porta a vetri all'ingresso è esplosa, i campanelli si sono letteralmente fusi. Un incendio apparentemente senza spiegazioni per la moglie del proprietario della Fiat Punto. Comunque qua andiamo tutti d'accordo, fortunatamente siamo un condominio che va tutti d'accordo, non è che siamo uno contro l'altro. Difficile pensare che si possa trattare di un'autocombustione. Cioè le macchine prendono fuoco così. Era ferma da un po' di tempo. Di sera alle 7, cioè quindi comunque macchine non prendono fuoco. Cioè, me l'hanno detto anche i carabinieri, non prendono fuoco così facilmente. I vicini di casa, quando hanno sentito i forti boati, hanno chiamato ripetutamente le forze dell'ordine, che subito sono intervenute, senza però trovare nulla di anomalo. La preoccupazione però rimane tra i residenti, tra loro anche l'imprenditore Remo Mosole. Siamo preoccupati a Saletto bruciare le macchine? Non andiamo bene. Se cominciano da fuoco le macchine vuol dire che c'è qualcosa? I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 5 di stamattina per riportare tutto alla normalità. Sul posto anche i carabinieri e nel corso della mattinata gli investigatori del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco di Treviso. Si ipotizza che il rogo sia partito dall'appunto, forse a causa di un cortocircuito, e che il fuoco si sia propagato alla seconda auto.